Oggi andiamo a fare la ferrata Beppi Zac, lungo le creste di Costa Bella. È un itinerario che ci porterà nei luoghi dei duri combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Ci troviamo al Passo San Pellegrino ed ora seguiamo il sentiero 604 per arrivare al rifugio Passo Selle. Siamo arrivati ad una stupenda baita Paradiso. Esposto c'è un menù da leccarsi i baffi, ma purtroppo siamo fuori orario. Siamo arrivati al rifugio Passo Selle con il suo bel panorama. Ora inizia la parte più interessante del nostro itinerario. Ci siamo messi tutto l'occorrente per dare inizio alla via ferrata Beppi Zac ed ora seguiamo il sentiero 637. L'itinerario è davvero spettacolare, non solo per il panorama che si può vedere da questo punto, ma anche per i camminamenti, i baraccamenti militari dell'esercito austriaco. Siamo in una postazione di avvistamento. Come vedete qua c'è una piccola finestrella dove il soldato poteva vedere ma anche sparare. Probabilmente qua c'era una mitragliatrice o comunque un fucile. La parte italiana era nell'altro versante.
Siamo arrivati a Cima Campagnaccia, quota 2737 metri. Altro bel punto panoramico dove fermarsi per guardare queste splendide montagne. Adesso ci fermiamo per mangiare e poi continuiamo il nostro percorso verso Cima Costabella. Eccoci arrivati a Cima Costabella, il punto più alto di tutta la nostra escursione. Ed ora si continua. Siamo arrivati al castello di Costabella. Cosa sarà sto castello? È un enorme sasso scavato all'interno con 2 finestre. All'interno adesso andiamo a vedere una mostra fotografica sulla guerra. Per arrivare però dobbiamo salire su roccette serviti da un cordino metallico. E dopo aver fatto memoria degli orrori della Grande Guerra, è ora di tornare a Passo San Pellegrino. Seguiamo ora il sentiero 637. Baita Paradiso. Abbiamo fatto ritorno a Passo San Pellegrino e qui chiudiamo il nostro giro. È stato un percorso interessante e didattico, soprattutto dal punto di vista storico, consigliatissimo agli appassionati di storia. La via ferrata Beppi Zac, più che una ferrata, la considererei un percorso attrezzato e fidatevi della mia parola perché le ferrate non sono proprio la mia passione. Comunque d'obbligo tutto il kit per la ferrata e portatevi anche una pila per il passaggio nelle gallerie. Come sempre, da Passo San Pellegrino vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!